Mi sentite? Sono molto onorato di parlare qui stasera. Come ha detto l'amico Mario, io sono appena arrivato oggi da Como, insegno all'Università dell'Insubria, alla ex facoltà di giurisprudenza all'Università dell'Insubria. Sono molto onorato di parlare questa sera ad Este, in questo momento storico così importante, di una città che celebra tante cose quest'anno, anche il terzo centenario della nascita del suo massimo storico che si chiamava Isidoro Alessi, che è ricordato qui, ha avuto già modo al Gabinetto di Lettura, una prestigiosissima istituzione risalente alla metà dell'Ottocento, di cui abbiamo qui il Presidente, siamo molto onorati che sia presente, anzi un applauso. Al Gabinetto di Lettura, che possa arrivare strano da parte di un indipendentista convinto, dal momento che il Gabinetto di Lettura è un ruolo fondamentale per la creazione dell'Italia Unita, ma anche allora c'era il desiderio di liberarsi degli austriaci, cioè di una dominazione straniera che occupava, dopo quella francese, di questo magnifico territorio. Siamo in una strada che porta un nome di una personalità estranea al vento, di Garibaldi, di un collegio vescovile che è un ex collegio vescovile, che però, facendolo tornare collegio vescovile, cambiando il nome della strada, la storia, poi riprenderà tutte le sue prerogative e i suoi diritti che sono stati cancellati in maniera barbara, ma rimediabile. Ecco, io vorrei dire questo, oggi, anche se certamente la situazione non è tale che ci consenta grande umorismo, però oggi sul treno ho incontrato un mio collega da Milano a Padova, che è un astrofisico, e dopo aver conversato del più del meno mi ha detto: Paolo, ho fatto una scoperta grandissima. E io, trattandosi di un astrofisico, pensavo che avesse scoperto una nuova galassia, un quasar, un pianeta di omini verdi, mammato regione di omini verdi che sono nello spazio. Invece aveva semplicemente scoperto che poteva ricongiungere i suoi contributi INPS con la pensione americana, perché ormai, come tanti accademici della mia età, emigra, va via. E allora quello che ferma gli studiosi dall'andare via è il fatto che magari, avendo accumulato contributi INPS, INPDAP per 25 anni, dicono: andiamo negli Stati Uniti, e cosa facciamo con tutti questi contributi? Io ci ho scoperto una legge, un trattato internazionale tra l'Italia nel 1975 e gli Stati Uniti, tale per cui c'è la ricongiunzione contributiva. E io mi immaginavo una scoperta molto più eccitante. Poi mi dice: vabbè, tu invece rimani qui, tu puoi farlo che non hai figli. No. Come? Cosa vuol dire? Sì, nel senso che sei un eroe che rimane qui a combattere, una persona che deve pensare alla propria famiglia, va via, che sia un professore universitario, che sono poi alla fine pochi, che sia un imprenditore, che sia un qualsiasi cittadino, un giovane. Io ho tantissimi studenti che una volta che hanno raggiunto la laurea triennale poi partono per l'Australia, piuttosto che per l'Austria, piuttosto che per la Svizzera, che è quasi confinante con la Lombardia. Questa è una nota ironica, sì, perché dal nostro fisico ci si immaginavano ben altre scoperte, ma ha scoperto questo. È una cosa triste però, perché sarà l'ennesima persona, l'ennesimo cervello che va via da questo paese. Noi abbiamo già perso, non è dell'università, abbiamo perso tante persone importanti, tanti studiosi che sono attirati da condizioni migliori, ma questo non si applica, come ho detto, solo agli studiosi, si applica a tutta la realtà. Allora mi domandavo, ci sono anche civiltà che decidono di suicidarsi, ma il fatto che tutti voi siete qua dimostra che vogliamo vivere ancora un po' nella libertà. Tanti nostri connazionali veneti purtroppo si sono tolti la vita in questi anni e sono stati dedicati minuti di silenzio a persone che giustamente, come ogni individuo, come ogni persona,
allora, diritto alla pietà, però io non ho mai visto un minuto di silenzio nazionale nell'università per le centinaia di imprenditori veri che si sono suicidati. Forse è meglio così, perché vuol dire che il minuto di silenzio lo osserverà il vento libero quando sarà indipendente, solo che non ci saranno più suicidi perché sarà prospero, sarà una civiltà e una terra prospera come è stata nel passato, per 1000 anni e oltre. Questa è la prima osservazione. Sì, civiltà decidono di suicidarsi. Quando arrivavano i conquistadores nel nuovo mondo, dopo la scoperta di Colombo, in alcuni casi combattevano, c'erano ancora civiltà vive che combattevano contro Pizarro, Cortés, Ponce de León e tutti gli altri conquistadores. Ma c'erano civiltà che stavano morendo, i Maya ad esempio, era una civiltà che era moribonda, non opposero mai veramente una resistenza ai conquistadores, era una civiltà che era moribonda. Ma noi non vogliamo essere una civiltà moribonda. Io credo che il vento sia ampiamente ancora vivo e tutte le persone che sono qua lo dimostrano. C'erano perfino delle sette, visto che siamo in un collegio vescovile, c'erano delle sette cristiane ai tempi di Sant'Agostino che pensavano che il suicidio collettivo fosse il modo migliore per raggiungere Dio, e allora si chiamavano donatisti. E Sant'Agostino scrive un trattato contro di loro, cioè no, la vita è un dono preziosissimo, Dio non vuole che rinunciate alla vita per arrivare prima in paradiso. Ecco, quindi questa è una nota più triste, però io credo che si sia raggiunto da tanto tempo in Italia il momento del non ritorno. Ormai è una caduta libera che non si fermerà più. Credo che ormai lo sia da tantissimo tempo, quindi da tantissimi anni. Quindi davvero io sono felicissimo di essere uno dei testimonial di questo plebiscito 2013, con una piattaforma partitica, apolitica, che comprende tantissime persone, tantissime estrazioni, e io credo che il referendum prima o poi sarà celebrato, e non credo sinceramente che qualcuno che ci sia l'idea di farlo celebrerà i 150 anni dell'annessione del Veneto nel 2016. Noi speriamo che nel 2016 sia il primo o il secondo anno, financo il terzo anno della Terza Repubblica Veneta. Quindi io sono estremamente fiducioso, i numeri sono conformi, 2 province su 7, 109, 110 comuni su 581 cominciano a essere dei numeri grandi. Non ci manca l'appoggio, io lavoro in Lombardia, c'è un comitato che si chiama Polo 44 che ha già raccolto 5.000 firme, animato da giovani, meno giovani, molto in gamba, e credo che si verrà a questo punto. Io personalmente credo anche che il Consiglio regionale prenderà una decisione matura presto. Lo credo per vari motivi, anche perché se io fossi un consigliere regionale sarei molto onorato di trasformarmi in assessore di ministro e guidare la transizione, perché non sarà per niente facile passare da un regime all'altro. E io credo che il Consiglio regionale possa avere un regime di prorogatio per un certo numero di anni, e in questi anni istituire forse nuove istituzioni politiche, o anche no, anche ridistribuire semplicemente il potere tra comuni e regione, ma chissà, magari mantenendo anche la provincia. Perché dico questo? Perché in un regime di benessere è chiaro che si riconfigura la ridistribuzione all'interno del Veneto, delle ricchezze del Veneto, quindi ci sarà più che altro un problema di abbondanza più che un problema di penuria. Paradossalmente non sarà il primo problema ricostituire le amministrazioni, il sistema amministrativo e di governo dello Stato. Quindi io vedo anche perfettamente una regione che si trasformi in Stato indipendente, un consiglio regionale che trasformi su assessori ministri e porti in un tempo anche abbastanza lungo, diciamo una legislatura, diciamo 5 anni, al Veneto del futuro. Non c'è altra soluzione, io dico sempre, extra libertate nulla salus. Fuori dall'indipendenza non c'è nessuna salvezza. Apprezzo molto gli sforzi dei neofederalisti, dei macro-regionisti, di tutti gli ingegneri politici costituzionali che cercano una strada alternativa all'indipendenza.
ma la strada è solo una. Il Veneto è stato indipendente per 1100 anni come Repubblica Serenissima, per centinaia di anni in questi comuni esteri, prima di essere annesso dalla Serenissima era un comune, una signoria poi indipendente, quindi c'è una tradizione di libertà fortissima. Io sono molto felice che ci sia questo grande appoggio da parte dei comuni per una ragione, perché il tessuto dell'Italia pre-unitaria e l'aspetto più bello forse della storia italiana è proprio legato alla civiltà comunale. E per tanti aspetti la stessa Venezia nel basso medioevo, ma anche parzialmente nell'alto medioevo, era una civiltà comunale. È una civiltà comunale e ha tantissimi tratti della civiltà comunale, che ha avuto una sua trasformazione simile a quella dei comuni in signoria, con gli storici molto più bravi nella storia veneta e veneziana di me sanno bene. Io vedo questi 150 anni come una parentesi che peraltro ha avuto tante interruzioni, tanti moti di popolo, come Franco Rocchetta mi ha insegnato, i libri in seno nel 1921, in età liminare al fascismo, a Treviso a un certo punto sventolavano solo i gonfaloni di San Marco, tanto che il ministro Pizzatti, veneziano, temeva che ci fosse la possibilità di un'Irlanda veneta, perché in quel momento l'Irlanda, attraverso una guerra civile e poi prima una guerra con la Gran Bretagna, ha conquistato quell'indipendenza parziale che poi sarà perfezionata nell'immediato secondo dopoguerra. Quindi io credo che questo sia inevitabile. Occorre semmai evitare che si protragga più a lungo questa agonia, perché è un'agonia anche delle istituzioni, ma un'agonia soprattutto del tessuto produttivo di questa regione, che è meraviglioso, è unico al mondo. Tutto quello che ha fatto il Veneto, che ha scoperto il Veneto, la sua civiltà, la civiltà della Repubblica Serenissima, anche prima del successo, è unico al mondo e irriproducibile. Per cui io credo che questa sia una parentesi di 150 anni che non deve superare 150 anni, possibilmente deve essere 148, 147, 149, perché non c'è altra soluzione. Non siamo soli al mondo in questa battaglia, gli amici catalani l'hanno, e devo dire con una certa gelosia, con un supporto popolare più forte, ma anche loro devono scontrarsi con i vincoli di una Costituzione che nel loro caso è ancora più diciamo blindata da questo punto di vista rispetto alla Costituzione italiana. Ma ricordiamoci che le Costituzioni sono fatte da uomini, gli uomini costituenti, che ora sono tutti morti, contavano tra le loro fila anche personalità eccellenti, che volevano semplicemente garantire la libertà dopo una dittatura. È la stessa cosa che vogliamo fare noi, perché questa Italia si è trasformata in una dittatura giacobina in cui avrebbe orrore lo stesso Robespierre. Lui e anche il fratello che ha detto Borbone era più buono, ma relativamente più buono, e che poi finirono tutte e due le loro teste nel cesto a fianco della ghigliottina. Allora, questo io voglio dire, era un messaggio innanzitutto di speranza a tutti noi. Io sono veneto d'adozione perché vivo da 10 anni qui vicino a Montegrotto, sono molto orgoglioso di continuare a vivere qui nonostante lavori abbastanza lontano, ma la mia professione me lo consente, e rimango qui proprio perché voglio vedere quel giorno glorioso quando il gonfalone di San Marco sarà innalzato in tutti i comuni, in tutte le piazze.